Ciao ragazzi, da quanto vi ho parlato nei video sapete che stavamo per festeggiare la festa del vino più grande dell'anno. Eccoci qua, questo giorno è arrivato, siamo venuti con i pazienti in un bellissimo posto, vedete dietro alle mie spalle il bellissimo castello di Mimì. Ora abbiamo già visitato l'unico castello vinicolo della Moldavia, tra l'altro, e stiamo andando a scoprire le altre sue bellezze. Oggi abbiamo in programma tanto vino, tanto divertimento, tanta musica, la musica forte e anche la cucina lì all'aria aperta, quindi vedrete veramente tante belle cose. Ora vado a raggiungere gli altri perché ci stanno aspettando e vi faremo vedere tante belle cose. Salvatică, singură băimatică, zâmbetul îi ascunde lacrima, pas cu pas bătăi. Prima ci hanno fatto vedere la ristrutturazione com'è stata, quindi la storia di questo castello e di Mimì, il grande personaggio moldavo che ha costruito tutto questo. Adesso ci stanno facendo vedere le varie cantine dove sono tenute le botti con il vino. Le botti però ragazzi, attenzione, le botti piene di vino rosso. No, giornata perfetta, mangiato, bevuto, la guida perfetta. Non immaginavo ci fosse un posto così sperduto dalla capitale, tra l'altro. No, giornata perfetta. C'è qualcosa che magari ti è piaciuto di più? Beh, il vino, punto primo, perché è qua apposta. E vabbè, la compagnia in generale comunque sì, assolutamente. Cioè bellissima, io non ho mai trascorso una giornata così bella. Per me è stato bellissimo. Ragazzi, la nostra festa sta ancora continuando, siamo tutti qua che balliamo e ci divertiamo un sacco. Noi stiamo ritornando sul palco, ma io spero veramente che vi è piaciuta la nostra giornata, quindi vi saluto, ciao! Inimă sălbatică,